musica nascosta è un film documentario nel quale si è cercato di ricostruire la storia delle ragazze musiciste dei 4 conservatori di Venezia. Questo lavoro nasce 5 anni fa, quando assieme a Mauro Pizzato abbiamo deciso di ricostruire filologicamente, assieme a un comitato scientifico, assieme a Giuseppe Ellero e Iolando Scarpa, la storia vista da più punti di vista, sia musicale ma anche sociale. Le ragazze hanno realizzato importantissimi traguardi musicali a livello di eccellenza, possiamo proprio dire, però nel contempo hanno raggiunto degli obiettivi, delle vette personali. Molte di queste erano ragazzine o bambine senza futuro, venivano spesso raccolte dalla strada, strappate alla prostituzione, e venivano accolte in questi istituti e veniva dato loro un'istruzione, venivano selezionate in modo molto rigoroso e tutto questo consentiva loro di raggiungere dei risultati appunto di assoluta eccellenza. Indaga sulla creazione, sulla prima creazione al mondo dei conservatori musicali. Sono stati 4, erano collegati con gli ospedali e il regista e l'autore danno un'interpretazione dal punto di vista scientifico e culturale estremamente interessante. La cosa che mi ha anche sorpreso, io che sono veneziano conoscevo in parte questa storia, che mi ha sorpreso è stato l'atteggiamento e la solidarietà sociale che c'è stata, sia pure in maniera molto burbera, lo vedrete dal film, molto burbera e anche molto spigolosa, come è stato trattato l'aspetto, la vita, l'educazione delle trovatelle, delle figlie di nessuno, di una volta, che era la situazione, il gradino più basso allora della scala sociale. E si parla comunque di federalismo con molta approssimazione da molto tempo. Questo è un federalismo della cultura, vero? Perché appunto, come ha già detto l'ingegner Zanus, abbiamo Mogliano che ha lavorato tutta per questo progetto, professori, insegnanti, alunni, professionisti, dilettanti, tutti insieme per un bellissimo progetto. E è un progetto che ci fa vedere qual è il valore della cultura. La cultura è emancipazione, è progresso, e solo nel segno della cultura possiamo cambiare la nostra condizione. Dobbiamo avere il coraggio di non metterla da parte e di non metterla come una scelta, una seconda scelta. Cerchiamo di creare sempre le occasioni di cultura, di confronto, di discussione, e probabilmente riusciremo a raggiungere il vero progresso anche per la nostra piccola comunità, ma anche per tutta la nostra nazione. È un onore per me questa sera vedere un pubblico così vasto, ed è un piacere autentico vedere poi tanti amici. Senza di questi amici non saremmo riusciti a arrivare in fondo. Gli amici, in nome dell'amicizia appunto, si sono adeguati alle nostre richieste. C'è chi si è sottoposto a quella dolce tortura che è stato il recitare. Non lo facevano dalle elementari, l'ultima volta che ho recitato è stato all'asilo. Però la spontaneità e la mancanza di attenzione particolare sul recitato, nel senso che l'unica attrice vera era Mauro Fusello, emerge questa storia incredibile. Quando si parla appunto di Antonio Vivaldi c'è spesso un trafiletto dove si dice che Antonio Vivaldi ha insegnato all'ospedale della Pietà alle putte, ma poi si conclude lì perché naturalmente il personaggio è tale che fagocita poi qualsiasi altra stella che può stargli attorno. Il film si sviluppa su 2 livelli temporali, due storie praticamente. Una racconta una giornata proprio dall'alba fino al tramonto. Non è una giornata qualsiasi, è una giornata del fine 1788, una giornata particolare per un ospedale e per alcune ragazze, che in qualche modo è emblematica di tutta la storia di queste istituzioni, ed è premonitrice di quelli che saranno poi gli avvenimenti futuri.
Assieme a questo c'è la storia principale, generale, degli ospedali e di tutte le ragazze, la loro vita, che questa invece si sviluppa nell'arco di più di 200 anni. Le due storie si intersecano proprio come due pettini una nell'altra e gli avvenimenti singoli, i momenti della giornata sono quelli che poi danno il via, danno la possibilità di sviluppare gli argomenti un po' più generali sulla vita delle ragazze. Questo perché così subito capite dove va a parare il film. Anch'io velocemente faccio i miei ringraziamenti, che sono doverosi, all'assessore Giorgio Copparoni e all'amministrazione comunale che hanno dato il patrocinio al film, al collegio ovviamente Astori e all'associazione Laura Bardini Zanu, scusate, che ci ospita. E poi voglio fare un ringraziamento a tutti quelli che hanno lavorato e vi chiedo un bel applauso veramente, veramente sonoro per chi ha lavorato qui a questo film. Tutti, quindi anche noi e tutti quanti, e sono molti in sala, sono veramente tanti. Sì, un paio di considerazioni potrebbero essere interessanti proprio riguardo al ruolo della cultura oggi, ad esempio. Questo film va proprio a dimostrare che investire sulla cultura musicale, nella fattispecie, è possibile. In momenti di crisi si ritiene che la cultura non debba avere l'attenzione che invece merita. L'intuizione che hanno avuto molti anni fa questi procuratori è stata proprio quella di investire per, si dice oggi, produrre ricchezza. La ricchezza non da suddividere in dividendi ai soci azionisti, tutt'altro, ma serviva per soccorrere un'umanità fatta di mendicanti, di poveri, di derelitti, di incurabili, di bambini orfani. E questo è sicuramente una scelta e uno scopo alto e nobile.